This is hip hop, questo è l'hip hop. Io sono qua con uno dei rappresentanti di questo contest particolare, Thomas The Wave. Da dove nasce questa tua passione per l'hip hop? Beh, io ho iniziato quando avevo più o meno 10 anni, ho iniziato nelle piazzette del mio paese a fare i primi freestyle con gli amici, a fare le prime rime, le prime cose scritte, e da qui dopo è nato tutto. Abbiamo iniziato a fare i primi testi, ho iniziato da solo perché ovviamente non tutti hanno il coraggio di mettersi in gioco, di provare a scrivere testi, a dire quello di cui pensiamo, e quindi ho iniziato da solo, sono andato nel primo studio e ho fatto i primi pezzi, e da qui insomma è nato tutto quanto quello che c'è adesso. Ecco, i tuoi testi, come quelli dei tuoi colleghi, sono effettivamente abbastanza tosti, e questo disagio, diciamo, giovanile, quanti anni hai tu? Io ho 20 anni. Ecco, questo disagio giovanile da dove viene fuori? Cioè, è la mancanza di lavoro, oppure una voglia di esprimere un disagio particolare? Diciamo che il rap è nato appunto dal fatto che bisogna contestare le situazioni che non vanno bene. In America nei ghetti c'erano la gente di colore che stava male, quindi è nata questa forma di protesta con un tipo di musica che possono fare tutti, diciamo, anche chi non sa cantare o non ha studiato musica può riuscire ad arrivare a fare dei testi, esprimere le proprie idee senza spendere tanti soldi o avere tante difficoltà, diciamo. E quindi noi parliamo appunto di questo. Noi siamo in Italia, ovviamente non siamo nei ghetti, non siamo in zone, diciamo così, molto disgraziatissime, però parliamo di quello che c'è in Italia, della crisi, del fatto che noi ragazzi non abbiamo nessuna possibilità, non abbiamo lavoro, non abbiamo praticamente niente, e quindi almeno noi che facciamo parte dell'underground, quindi non del rap commerciale che parla di discoteche, di ragazze, cerchiamo di esprimere i nostri sentimenti e niente, dire quello che pensiamo, insomma, cercare di risolvere questa situazione. Io, da ex musicista, contesto a voi il fatto che fate tutte le canzoni in minore, nel senso che tutti i vostri brani sono in tonalità minore, non ci sono maggiori, nel senso che mai esprimete una voglia di vivere che deve essere intrinseca con la vostra età. Come mai? Beh, diciamo che non c'è un principale motivo, c'è gente che fa anche canzoni dove esprime la propria voglia di vivere, questo non è da mettere in dubbio, però insomma l'hip hop è fatto per questo, è fatto per protestare, per dare voce a chi non ne ha, quindi se non c'è la protesta l'hip hop non esiste, secondo me. Ok Thomas, adesso sentiamo la tua performance e grazie ancora. Grazie. Mi sento un po' smorti questa sera, fatevi sentire! Fatevi sentire! Ci siete o no? Ci siete o no? Vai DJ! Ok, abbiamo una cassa che va un po' alla cazzo, che è questa, ci siete poco, quindi buttiamo la base come si deve, un po' di soul, funk, e questo è Pavel, mio fratello Pavel. Hey! Ok, voglio sentirvi dire tutti insieme, you can stop the hip hop. Ok, tutti insieme, a 3, 1, 2, 3. You can stop the hip hop. 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 Yeah. Puntiamo l'old school underground tipo Johnny Brown. Quello che facciamo in jazz, funky blues, Gottermouth. Non puoi fermare questa cultura perché siamo troppo in razzo. Voi siete spazzatura, cattura l'immagine di una musica sana. Quello che facciamo è fornire la savana di gente che parla e sparla. Sbagliamo rime low rider, musica balla e salta, tutti sulle mani pronti per saltare in aria, kamikaze afghani, unici sempre in the house. I repeat, man, close your mouth. Real hip hop, white nigga, non stop, keep it real. Fuck your brother, fuck you up. Come è che non mi sento bene, tutti insieme. Come on, you can stop the hip hop. Yeah. Ci siete o no? Ci siete o no? Hey! One for the money, two for the show, three for me for the motherfucking flow. One for the money, two for the show, three for me for the motherfucking flow. Problemi veri, troppi scleri, fatti veritieri. Meglio un po' per questo ci sto dentro volentieri. Oggi come ieri, gridi e pop. Se ci credi io mi schianto, ti potevo, accendi il bongo. Se sei pronto, stronzo, mezzo mosso, dale, lascia lupo al botto. Di desideri, io ne ho solo uno, colpire poi lasciare il segno di borso bruno. Siamo solo in
questa frase la ripeto da quando ero così me. E ancora grido forte per la gente che mi ascolta, perché prima o poi sai inizierà la rivolta. Only the God can save the hip hop. Lo gridavano i re che avevano troppo flow. Non lo so, ma io ancora un leone. Come on, you can stop the hip hop. One for the money, two for the show, three for me for the motherfucking flow. One for the money, two for the show, three for me for the motherfucking flow. Ora parliamone un po', amico, questo è l'hip hop. Lo senti o no? Io ce l'ho dentro, tu non lo so. Non so, ma ci sto dentro con i della mia città, pronti per spaccare il culo a questi quattro froci, stile e tocchi. Soul e funk e jazz, da dove arriviamo tutti vendi il perché vuoi stare qua, benvenuto da scendi là. Soul e funk e jazz, da dove arriviamo tutti vendi il perché vuoi stare qua, benvenuto da scendi là. Fate un applauso a mio fratello Pavel, che è sempre con me. Fategli un applauso, fatemi sentire. Ok, grazie.